La tragedia si è consumata poco prima di mezzogiorno, lo scenario quello attraversato dagli impianti di risalita della società funivie Araba, il luogo maledetto un pilone, il 13° della seggiovia Padon 1 che sale da Araba verso il passo Padon. È lì che ha trovato la morte Massimo Crepaz, operaio dipendente della funivie Araba, addetto alle manutenzioni degli impianti. L'uomo, 57 anni, di Livinallongo del Col di Lana, sarebbe rimasto impigliato nel sistema Fune Carrucola per cause che l'autorità giudiziaria con i tecnici dello Spisal, dell'Ulse Dolomiti stanno accertando. Fondamentale la testimonianza del collega che si trovava a bordo del carrellino utilizzato per i lavori di manutenzione sugli impianti di risalita. È stato lui sotto shock a lanciare l'allarme che ha fatto convergere in zona i soccorritori. È lì soccorso di Bolzano e di Pieve di Cadore, con le squadre del soccorso alpino della Val Pettorina e di Livinallongo. A questi ultimi il compito di recuperare il corpo della vittima rimasto impigliato alla fune dell'impianto. La salma di Massimo Crepaz è stata trasferita al Passo Fedaia e affidata ai carabinieri al carro funebre. Non è escluso che la magistratura, dopo gli accertamenti esterni, possa decidere per un'autopsia. Un incidente, l'ennesimo sul lavoro, che si aggiunge alla lunga lista di morti bianche che continuano a lasciare profonde ferite nel paese e che interrogano sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Ieri era l'ultimo giorno di apertura estiva degli impianti di risalita nel comprensorio di Araba Passo Padon. Questa mattina le squadre che si occupano della manutenzione in vista della stagione invernale si sono subito messe al lavoro, ma per l'operaio di 57 anni, stimato ex allenatore del Fodon Calcio, l'incontro con il destino è stato fatale.